Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buongiorno, buon inizio settimana e soprattutto buon giugno. Oggi, primo giugno, apriamo una nuova settimana, apriamo un nuovo mese e devo dire che questo sarà un mese specialissimo perché proprio in questi giorni e in queste settimane si concretizzeranno molti dei progetti che sono stati al centro delle nostre conversazioni, nonché dei nostri programmi. Siamo molto felici di iniziare questo lunedì in questo modo all'insegna dell'arte, della tradizione, della musica, grandissimi ospiti che fra poco vi presenterò, ma come sempre permettetemi di iniziare come consuetudine. Grazie, 232.281 volte grazie. Grazie, 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 grazie sempre e ancora per quello che è il vostro sentire forte, questo senso di appartenenza, questo senso di identità e devo dire che questo lunedì inizia proprio sentendo fortemente questa identità e questa appartenenza. Noi abbiamo ospite per questa prima parte della puntata Nicola Argento. Nicola Argento appartiene alla famiglia Argento, pensate, famiglia di pupari dal 1893 e continueremo nel corso della puntata a parlare anche di arte, artisti, tradizione e innovazione, perché sicuramente avete visto il famoso video della 500, aiutami a Mottari, questo video meraviglioso, pensate, realizzato da tre giovani uomini, Fabio Piscopo, Giuseppe Cioppino Crapanzano e Domenico Presti, hanno realizzato questo video che ha ottenuto oltre 2 milioni di visualizzazioni, ispirandosi proprio e dedicando il loro significato a Io Compro Siciliano. Quindi grande soddisfazione, li conosceremo proprio nella seconda parte di questo appuntamento live, ma noi siamo pronti. Vorrei dedicare queste due note teatrali alla famiglia Argento. La famiglia Argento sono nel cuore, hanno il loro teatro, il loro laboratorio nel cuore della città di Palermo. Loro portano avanti l'arte, la tradizione, ma anche l'artigianato, perché loro realizzano i loro pupi e mettono in scena l'opera. L'opera dei pupi che sapete essere riconosciuta dall'UNESCO come capolavoro del patrimonio orale immateriale dell'umanità. Stiamo parlando di una delle famiglie più importanti legate all'opera dei pupi. Io vorrei introdurre il nostro ospite così. Ci misi l'occhi, la ricchi, le brazza, in testa li giumma di milli culura, quavi l'umantello e la curazza e cu d'argento russa l'armatura. Sono felice di avere con noi Nicola Argento. Nicola, buongiorno, benvenuto e ben Buongiorno, trovato. bellissimo, bellissimo quello che hai fatto. Cioè, una cosa veramente teatrale, bello. Nicola, Complimenti. Nicola, io sono veramente tanto felice, io e naturalmente tutto il popolo di Io Compro Siciliano, perché la famiglia Argento è famiglia di maestri pupari dal 1893 1893, sì. e io partirei Appunto, proprio dalla storia della famiglia Argento. esatto, la nostra famiglia inizia come tradizione nel 1893, quando il nonno, il bisnonno, praticamente frequentò uno di questi teatri che erano alla fine del 1800. Nel 1893, appunto a 20 anni, si mise un teatro per conto proprio. Cominciò questa bella tradizione costruendo i suoi pupi, costruendo il suo teatro, le sue scene, i suoi copioni, i suoi testi, e da lì cominciò la nostra avventura, fino a quando nel 1912 nacque mio nonno, che appunto lui nacque sul palcoscenico, perché mentre lui era fuori a fare uno spettacolo all'Ercara Friddi,
praticamente si portò la moglie era incinta e partorì proprio sul palcoscenico. Il destino volle appunto che c'era un proseguo di questa tradizione. E così anche papà, che nel 1938 nasce papà, il mio nonno va in guerra, fa 5 anni di guerra, dopo la guerra trovò suo figlio a 7 anni, dove a 7 anni cominciò a intraprendere anche questo mestiere. E da lì e poi in seguito siamo noi figli che abbiamo continuato a mantenere questa tradizione, Dario, Anna, papà che ancora, vi faccio vedere, sta lavorando i suoi pezzi, come Dario Argento, mio fratello. Non so se si riesce a vedere. Nicola, no, si è oscurata proprio la camera, non riusciamo a vedere. Ecco. Forse vediamo un attimino se riusciamo a ripristinare, perché non si vede proprio più il video. Vediamo un po'. Magari chiedo, riusciamo a ripristinare il video? Forse non... Ok, dalla regia proviamo nuovamente a metterci in contatto. Nel frattempo permettetemi di leggere i messaggi. Allora, Maria Lopinto, buongiornissimo a tutti, buon lunedì. Giacomo Cosentino, Sicilia nel cuore. E poi io, famiglia... Francesca, scusate, Picciurro, bellissima famiglia di pupari, ciao Nicola. E quindi arrivano anche i saluti per Nicola. Eccolo qua, Nicola, eccoti, adesso ti vediamo. Io nel frattempo stavo leggendo qualche messaggio proprio dedicato anche a te. Domenico Scarano saluta, Fausta in Travaia, buongiorno, buon inizio settimana, gruppo meraviglioso. Bene Nicola, noi stavamo piano piano entrando dentro al tuo laboratorio, perché appunto diciamo ai nostri ospiti, noi siamo nel cuore di Palermo, c'è una parte dedicata proprio al laboratorio, una parte invece dove c'è il teatro, il teatrino. Il teatro, appunto, siamo a 2 passi dalla cattedrale, sia come laboratorio, e proprio di fronte alla cattedrale c'è il nostro teatro, che da 22 anni siamo qui, perché prima era al Corso Scinà, poi passò via alla Calaesa e del Foro Italico, poi in via del Pappagallo, Piazza Marina, e da Piazza Marina siamo arrivati qua di fronte alla cattedrale, dove facciamo ogni giorno i nostri spettacoli e raccontiamo l'epopea cavalleresca, raccontiamo a seconda dei tipi di romanzo, andiamo tra i 100, 150, 350 episodi. Come le telenovelle che si raccontano in televisione oggi. Esatto, allora il popolo veniva a seguire appunto sera per sera, quando finiva di lavorare, tutti gli episodi e non se ne perdeva una come puntata. Esatto, perché appunto tra l'altro prima era proprio una bella tradizione, questo me lo raccontavi proprio ieri, no? Mi dicevi quanto era bello, perché prima era abitudine proprio portare i bambini ad assistere a quelli che erano gli spettacoli, ma anche gli adulti. Per gli adulti era normale andare in teatro e seguire, così come tu adesso stavi dicendo, i vari episodi. Ci sono dei saluti che arrivano per te, Nicola, da Francesca Picciurro, che dice un saluto al maestro Vincenzo e a Dario, ed ancora Marina Artale che dice grande maestro. Beh, Nicola, noi stiamo sentendo durante questa intervista, e tu prima stavi cercando di portarci un po' dentro al tuo laboratorio, stiamo proprio sentendo il martellio, perché voi realizzate i vostri pupi, quindi voi fate quella che non solo è la trasmissione dell'arte legata all'opera dei pupi, quindi alla messa in scena, ma anche realizzate artigianalmente i vostri pupi, le vostre scenografie, quindi è un lavoro tutto creato con grande amore e attenzione. Completo. Noi siamo come famiglia di tradizione anche, diciamo, sia nella costruzione, nel costruire il pupo, perché guarda, prima c'erano molti artigiani di cui alcuni si occupavano di scolpire le teste, alcuni, vedi, questa è la testa di Santa Rosalia, alcuni si dedicavano ai metalli, c'era la parte sartoria, che fortunatamente noi anche come tradizione, mio nonno, la moglie gli cuciva gli abiti dei pupi,
mia mamma continua a cucire abiti di pupi, cioè, le mogli si dedicavano anche a seguire i mariti su questo lavoro e non tutti gli operanti sapevano costruire, allora si recavano in questi vari artigiani dove c'è chi costruiva la parte metallica, chi costruiva le teste, il falegname, il busto. Faccio vedere un busto, me lo prendi il busto? La parte sartoria, ci sono tanti mestieri in un pupo, dove che poi vengono messi, vedi, vengono Eccolo. messi vestiti, messi in scena. E fortunatamente noi come famiglia ci siamo tramandati anche questo, perché noi siamo cresciuti qua, questi erano i Chiaro, nostri giocattoli. Oggi comprare un chiaro. pupo è meglio di comprare un oggetto di plastica, un giocattolo che finisce. Questo può raccontare tanta storia, c'è tanta storia di questo, per esempio Rinaldo. Rinaldo chi era? Ha anche il suo carattere, come Orlando. Ogni personaggio viene rappresentato con il suo Orlando con carattere. Rinaldo su Cucini e Pista Angelica su Aggaddate a morti. Guarda, ti Senti, aspetto al teatro, facciamo una cosa insieme. Nicola, questo è assolutamente per me sarebbe la realizzazione di un grande desiderio, perché devo dire, tu sai, anche io da 30 anni cerco di portare quella che è la tradizione legata proprio alla nostra storia, alla storia della Sicilia, quindi io ne sarei onorata. Elisabetta Abate dice buongiorno. Senti Nicola, voi curate così come stavi raccontando, sono 5 generazioni 5 di generazioni. storia, ma avete fatto una cosa molto bella nel tempo. Avete cercato, avendo tante scolaresche che arrivano da voi, tanti ospiti internazionali, c'è veramente Sì. il mondo che arriva nel Teatro Argento. E adesso leggo tra l'altro questo messaggio bello di Chiara Seguita che vedo adesso in sovraimpressione. Ma voi avete fatto una cosa bellissima che è quella di adattare anche cioè l'innovazione alla tradizione, cioè avete cercato di raccontare anche episodi di storia contemporanea. Tu mi dicevi, Sì. per esempio, vorrei che fossi tu a dirmelo. Sì, praticamente noi dobbiamo portare un po' di innovazione a questo teatro, perché altrimenti non si può fermare solo con la tradizione, perché i giovani di oggi praticamente sconoscono un po' anche la tradizione sia antica, che noi ci avviciniamo appunto ai giovani raccontando storie recenti, come si faceva anche un tempo, tra l'altro, perché un tempo si raccontavano anche i fatti di cronaca di quel periodo, come oggi noi raccontiamo un po' la storia di Don Pino Puglisi, il genio di Palermo, Falcone e Borsellino, come possiamo raccontare Santa Rosalia. Ci possiamo avvicinare ai giovani raccontando in maniera più moderna e lanciando questo messaggio così, Esatto. rinnovando un po' anche la tradizione antica. E questo è fondamentale. Senti Nicola, c'è un messaggio di Chiara Seidita che dice: buongiorno, io compro siciliano, complimenti all'arte pupara made in Sicily e alla famiglia Argento. Oggi ospite che mi prometto di andare a vedere dal vivo appena potrò. Stefania Caccamo dice: l'arte dei pupi siciliani è identità della nostra Sicilia nel mondo. Complimenti, io compro siciliano per il lavoro che fate. Ancora saluti a Maurizio Bologna, grande attore, abbiamo avuto proprio l'altro giorno ospite da noi, ciao Maurizio. Beh Nicola, io devo dire quello che vuole essere oggi questa tua presenza, io compro siciliano, non solo per noi, ripeto, è motivo d'orgoglio perché rappresenti davvero la storia di questo patrimonio che ci appartiene, patrimonio dell'umanità che è l'opera dei pupi, ma io vorrei dire a tutti, frequentiamo adesso sempre chiaramente con quelle che sono le disposizioni generali legate alla sicurezza, noi questo lo diciamo sempre, però portiamo i nostri, cominciamo da lì, cominciamo ad educare noi stessi, anche quando, come diceva Nicola poc'anzi, anziché regalare un giocattolo qualunque, educhiamo i nostri figli, regaliamoli un paladino, partiamo da lì e poi portiamoli in teatro. E proprio a te Nicola
vorrei dirti come vediamo questa ripresa, cosa accadrà adesso? In questo momento è al buio totale, perché non sappiamo come risponderà il turista, come risponderà il palermitano, come risponderanno i nostri enti. E noi in questo momento non abbiamo chiesto, guarda, te lo dico francamente, ma niente a nessuno, ma quest'anno abbiamo bisogno di aiuto perché non possiamo chiudere. Io dopo 5 generazioni non si può chiudere. Siamo rimasti pochi teatri qua a Palermo, poi a Siracusa, a Catania, ed è un peccato fare finire queste belle nostre tradizioni per un virus che non ci appartiene, e che noi, a parte che io penso e sono fiducioso perché l'Opera dei Pupi ha passato 2 guerre mondiali, ha passato molti virus e penso che ce la farà anche adesso. Noi, Nicola, noi assolutamente siamo con voi, cercheremo, anzi, guarda, penso che i 3 ideatori di Io Compro Siciliano, che sono Davide Morici, sì, Giuseppe Giorgiani e Francesco Caravello, attenzioneranno assolutamente quelle che sono realtà e, ripeto, l'Opera dei Pupi, la vostra storia, non può essere lasciata e abbandonata. Noi assolutamente cercheremo di essere quanto più presenti possibili, anche perché, diciamolo, suggeritelo a chi è accanto a voi. Cominciamo io vi piano piano ringrazio di questo perché state facendo una bellissima cosa. Infatti siete i paladini a sostegno della nostra cultura siciliana. Grazie Nicola, grazie per queste parole. C'è un messaggio da Sergio Cocchini, ciao Katiuska, ciao ai tuoi ospiti, John Blandi da New York, buongiorno Katiuska e al tuo ospite, buon principio di mese e settimana. Marcello Caiola dice: buongiorno, ho ammirato la famiglia Argento nello spettacolo di Santa Rosalia messo in scena da Salvo Piparo la scorsa estate al Teatro di Verdura, complimenti. E quindi grazie anche alla testimonianza degli amici che ci scrivono. Sì, perché ci sono molte collaborazioni anche con vari artisti di Palermo, dove noi collaboriamo, loro collaborano con noi con loro. Ed è una cosa bella perché ci sono i narratori, i musicisti e possiamo legare tutti assieme per portare uno spettacolo al pubblico. Sì. Nicola, io ti ringrazio per questa bellissima intervista e per questo regalo che hai fatto a tutti noi. Io Compro Siciliano. Volevo dire a tutti gli amici che ci stanno seguendo: grapitevi sipario, è giunta l'ora e l'opera di Li Pupi incominciamo. Frequentiamo i teatri che hanno bisogno del nostro aiuto. Nicola Argento, vieni avanti, perché noi dobbiamo chiudere questa nostra sezione. Noi chiudiamo sempre così. Io compro siciliano. Grande Nicola, grande, viva l'Opera dei Pupi, grande viva anche la voi. famiglia Argento. Grazie. Proprio adesso leggo il messaggio di Davide Morici: sosteniamo l'arte siciliana, il teatro siciliano e tutti i siciliani, l'arte è qualità, identità e provenienza. Complimenti a Nicola Argento. Bene, noi adesso in questa seconda sezione di Io Compro Siciliano Live abbiamo pensato sempre di parlare di artisti, sempre parlare di promozione, di innovazione, ma mi piace raccontare la storia di questi 3 giovani uomini, e sono Fabio Piscopo, Giuseppe Cioppino Crapanzano, che saranno adesso con noi, e Domenico Presti, che hanno realizzato un magnifico progetto dedicato a Io Compro Siciliano, che è Aiutami a Buttare. Oggi abbiamo con noi Giuseppe Cioppino Crapanzano e Fabio Piscopo, ideatori, realizzatori di questo magnifico evento. Eccoli in collegamento, benvenuti e bentrovati. Ma buongiorno, grazie per la presentazione, sempre eccezionale tu nel condurre i programmi
parto con i complimenti a te principalmente per come hai magistralmente condotto tutte le trasmissioni. Ne ho viste, non dico tutte, ma quando posso vi seguo volentieri. Io intanto vi ringrazio gli ideatori di questo stupendo, meraviglioso brand che avete creato. Saluto Davide, Francesco e Giuseppe e mi corre l'obbligo di dire sempre, come faccio in assenza di Domenico, che tutto quello che dico, i ringraziamenti sono a nome mio e a nome di Domenico Presti, perché è colui che divide tutta la parte artistica, la vita artistica della mia vita, diciamo. Ecco. E salutiamo anche Domenico. Salutiamo Domenico che a tratti ci seguirà sicuramente. Allora, io sono felice di avervi qui. Cioè, Fabio, innanzitutto dove sei? Perché allora Giuseppe, posso chiamarti Cioppino? Devi, no, poi Cioppino, devi. ecco. Grazie. Cioppino Esatto. In realtà è in teatro, ne sono sicura, perché tra l'altro lui dopo ci dirà che è anche direttore artistico di una rassegna teatrale molto bella, è vero? Perché ti vedo proprio lì con il cartello. Però adesso aspetta, Cioppino, adesso ti porto da te. Hai visto, ho svelato un po' del tuo aspetto serio, Esatto. scherzi naturalmente, ma invece Fabio Piscopo, che è colui che cura la parte musicale, ma dove sei che vedo questo scenario incredibile alle tue spalle? Guarda, mi sentite? Intanto Sì, bene. buongiorno a tutti, grazie per l'invito, è un onore per noi. Siamo sul litorale agrigentino di Cannatello. C'è una giornata meravigliosa, il sole è fantastico, i miei capelli si stanno colorando e soprattutto è bellissimo, guarda, è veramente uno scenario. Respirare quest'aria. Oggi mi sono preso questa mattinata di vacanza, dato l'impegno che avevo a mezzogiorno e sono sceso qui al mare. Grazie davvero. Allora Fabio, facciamo così, noi iniziamo, innanzitutto continuano ad arrivare saluti da voi, il Faraone Palermo, buongiorno a voi tutti, buongiorno. Bene, io a questo punto vorrei cominciare a parlare con Giuseppe. Accade che nel periodo del lockdown è un po' quello che è stato il percorso di Io Compro Siciliano, ci si è resi conto di quanto fosse importante, magari tra l'altro questo è accaduto anche a voi, nel senso che voi da anni che vi dedicate a progetti legati alla Sicilia, quindi c'erano già dei progetti vostri, perché da sempre cercate di dare dei messaggi legati alla proposizione di tutte le sfaccettature che riguardano la nostra meravigliosa terra, ma proprio in periodo di lockdown ci si rende conto quanto importante sia tutti insieme poter immaginare di piano piano stare insieme compatti per rialzarci e partire più forti di prima, partire con una identità, con una consapevolezza forte. Questo è stato dall'inizio il messaggio di Io Compro Siciliano. Accade che per magia voi, Giuseppe, vorrei partire proprio da questo racconto, voi vi ritrovate proprio a guardare quello che è Io Compro Siciliano. Ci racconti cosa è successo? Benissimo, ecco, Io Compro Siciliano diciamo che è stata la scintilla che ha fatto, diciamo, accendere questa enorme fiamma. Ecco, noi, come avevi detto tu, non siamo nuovi a questo tipo di video. Noi abbiamo fatto diversi video che trattano altri temi sociali abbastanza importanti, ma in questo caso ci ritroviamo come tutti un po' a guardare avanti quasi alla fine del lockdown, dove tutti gli artisti, diciamo, ognuno per quello che poteva, diciamo, si è messo in gioco a realizzare sia video, messaggi di sensibilizzazione e quant'altro, tutti ammirevoli veramente di quello che hanno fatto. Ma noi ci ritroviamo con un video diverso dagli altri in mente. L'idea era quella appunto di realizzare un video di incoraggiamento più che altro, ecco, di sensibilizzazione sì, ma di incoraggiamento. Avevamo in mente il finale, proprio la trasformazione della 500, però lì ci siamo un po' bloccati, diciamo, come si ci arriva a questa trasformazione? Allora, fortunatamente abbiamo letto il vostro hashtag, Io Compro Siciliano,
da lì intanto cioè, ci siamo congratulati con voi, così anche se diciamo, dico, guarda cosa hanno realizzato, geni, bellissimo, ammirevole, però questo hashtag, questo brand va ammutato, bisogna ammutarlo, cioè in dialetto, in vernacolo siculo favarese, come diciamo noi. Questo brand perché è importantissimo, va proprio spinto, va ammutato. E da lì nasce, dico, ma guarda, cioè, e scatta appunto l'ispirazione di portare la 500, che è una metafora, ma non solo, ecco, non solo, che va a rappresentare la Sicilia, il paese, può essere anche adattato a diverse regioni. Noi in questo caso trattiamo la Sicilia perché è il nostro territorio, il nostro paese, ecco. Ma da lì parte cioè, siamo subito partiti all'attacco, non abbiamo né strutturato quello che dovevamo fare, non abbiamo realizzato uno storyboard da seguire, ci siamo messi in macchina. Io quando chiamo Domenico, lui già l'attrezzatura in macchina, e ci siamo avviati così per il paese, appunto per realizzare questo video. Molte persone, il 90% dei commercianti e non, nessuno era preparato a quello che doveva fare. In molti non hanno neanche chiesto quello che dovevamo fare con quelle riprese. Nel frattempo abbiamo contattato Fabio, abbiamo dato solo delle dritte, diciamo, perché lui è bravissimo, poi ve ne parlerà, lui è bravissimo a realizzare delle parodie, lui trasforma i migliori cavalli di battaglia di Battisti a Ligabue, cambia le parole. Allora abbiamo detto solo: Fabio, scegli un pezzo tra questo e quello e devi mettere la frase "io compro siciliano", noi spingeremo una 500, abbiamo dato solo degli indizi, così, solo per farlo. Lui, cioè, credo in un paio d'ore è riuscito a trasformare il testo dell'italiano di Toto Cutugno, perché in questo caso diventa il siciliano, perché poi alla fine siamo italiani, sì, però l'abbiamo riadattato al siciliano, che è quello che interessava a noi. E da lì, insomma, è stata proprio un'evoluzione di tutto. Siamo arrivati. Allora, Giuseppe, io mi fermo perché adesso fra un poco ritorno nuovamente a te. Allora, innanzitutto ci sono saluti che arrivano addirittura dal Belgio. Buon inizio a tutti da Ida Stagnetta, buon lunedì da Namur in Belgio, quindi saluti a voi. Poi veneranda la chat, sono contenta di sostenere la Sicilia, grazie. Bene, allora accade questo, quindi nasce questo progetto incredibile, tu dicevi ci siamo organizzati velocemente, Fabio comincia a pensare alla musica, Domenico comincia a lavorare con te sulle idee, perché tutto parte proprio da questa cosa: io compro siciliano, aiutami a buttare, e quindi nasce Aiutami a buttare. E vado su Fabio, ma tu, cioè, praticamente sei stato lì velocemente, perché chiaramente c'era Giuseppe e Domenico che ti hanno immediatamente lanciato la palla. Fabio si mette al lavoro subito, e ragazzi, ma io adesso siete arrivati per qualche calcolo veloce che si può fare, perché in realtà molti non si possono nemmeno calcolare, a oltre 2 milioni tra pagine, siti e quant'altro di visualizzazioni. Fabio, senti, ma tu praticamente si può dire che hai fatto un nuovo inno, sai? Chissà, guarda, probabilmente rimarrà. Spero che non sia semplicemente una canzone, ma che passi il messaggio più di questo, sinceramente, perché alla fine sì, una canzone può essere ascoltata, però se, guarda, come diceva una volta qualcuno, se attraversa le orecchie e passa dal cuore è il massimo, e quindi è qualcosa di bello. È vero. Tra l'altro, Fabio, se questo messaggio passa così come arriva anche questo rumore, è come se ci arrivasse veramente questa ventata che è il vento, no, dal mare che arriva dentro, appunto si inserisce all'interno proprio No, questo te lo volevo dire, non era proprio per dirti, è importante che il messaggio passi, ed è il messaggio che tu adesso dicevi, che poi è quello che avete fatto con i ragazzi, che è quello appunto di attenzionare noi. Ammuttiamo, aiutami a muttare. Tra l'altro devo dire anche che è successa una meraviglia, perché
È come se si fosse, ed è poi quello che noi viviamo con Io Compro Siciliano, siamo a 232.000 presenze, è come se si fosse risvegliato qualcosa. E allora ti dico, Si è bloccata Katiuska? Ah, credevo fosse un mio problema. No, il problema forse è suo, non so, Davide. vi ho persi per qualche secondo, rieccomi, scusate, oggi ho io problemi di connessione. Volevo dirvi, c'è stata una mobilità, insomma si è mobilitato in tutto il paese, tutta la città, perché man mano che si realizzava il video c'era chi vi aiutava a spingere, c'era chi era lì che diceva cosa possiamo fare per aiutarvi a realizzare questo video. Insomma, la verità è che il vostro è stato un invito generale, era l'invito a consumare prodotti, l'invito a zappare, l'invito di mettere sui balconi e cantare per partecipare a questo sentimento. Cosa accade, Fabio? Raccontaci durante la realizzazione del video. Oltre a questo, io sto andando un attimo dopo ai post di quello che è successo. Ci arrivano messaggi da tantissime parti del mondo e anche da commercianti locali che dicono: guarda, mi ero trovato in un momento di sconforto, adesso anche grazie a questa canzone prendiamo su morale, questo video ci dà la forza morale di continuare ad ammottare, perché guarda, spesso è così, bisogna trovare il motivo e il motivetto giusto per poter dare forza a quello che si fa. Ora, la cosa bella è che noi utilizziamo il dialetto, perché a volte una parola in dialetto ha più forza di 100 parole in italiano. Spingiamo non mi dà lo stesso effetto di ammottamo, e quindi io non so se è un'impressione mia, però così come le immagini di vedere quella macchina e la gente che si sforza realmente, quasi come fosse una candid camera, a spingere quella 500, quella Sicilia che quasi non ne vuole sapere, ci prova, ci riprova, finché alla fine parte più forte di prima. E lì questo è la conclusione, più forti di prima, è veramente da una carica energetica incredibile, dove non c'è più video, non c'è più canzone, ma c'è solo una frase che è spettacolare: più forti di prima, più forti di prima. Katiuscia, noi ti abbiamo perso di nuovo, ti vorremmo aiutare ad ammuttare questo sito affinché potessimo ripartire. Io continuo a braccio dicendo che abbiamo ricevuto sì milioni di visualizzazioni, e questo ci dà qualcosa ci fa capire che il lavoro è stato fatto bene e siamo forse arrivati al cuore. E la cosa bella è che ci accomuna in tantissimi posti del mondo, questo grazie alla potenza di internet che purtroppo ha anche lati negativi, come questa globalizzazione del commercio. Lì dobbiamo cercare anche noi di preferire, quando è possibile, il vicino di casa, il commerciante locale, rispetto ai grandi. Qui Peppe, ma per mille motivi, appunto, perché alle multinazionali di spingerti, ma non ti hanno spinto i negozi online. Io non riesco ad immaginare Amazon che ci mandi il carro attrezzi quando uno può avere bisogno. Ecco, è ritornata Katiuska, a te la parola. Scusate, ma oggi diciamo che la mia linea fa le bizze, però fortunatamente che sono riuscita a sentirvi, e poi fortunatamente devo dire avevo avuto modo di fare anche questa intervista. Voi nel frattempo avrete senz'altro continuato a raccontare ai nostri amici. Non ci siamo fermati, ecco, abbiamo improvvisato. Ma non è vero, improvvisato no, perché poi insomma siete bravi, insomma avete anche la vostra grande esperienza. Io vorrei dire innanzitutto grazie per tutto quello che avete fatto e che fate, cioè nel senso tutto quello che avete fatto anche in precedenza, così come stava dicendo Giuseppe, no? Voi da tempo che vi dedicate a progetti dedicati alla Sicilia, però il nostro speciale ringraziamento, capite bene, che è legato anche al fatto che avete attenzionato Io Compro Siciliano, nel senso che Aiutami a Muttare è diventato realmente come se fosse un po' la colonna sonora del gruppo Io Compro Siciliano, e conoscendovi. Guarda, se proprio devo dire la verità,
avevo quasi pensato di intitolare la canzone così. Però poi avevo quasi paura della vostra incazzatura. Dico, ma come? E allora ho detto, ok, diciamo diventiamo amici con loro, nel senso che ci piace quello che dicono e quello che fanno, e li vorremmo regalare questo video, questa canzone, affinché se vogliono la possono anche utilizzare come spot e come sigla. Del resto noi lo facciamo. È meraviglioso, e siete... Fabio, voi siete veramente meravigliosi, lo dico, anche i saluti vanno anche a Domenico, che sarà sicuramente lì a guardare il video, quindi i saluti vanno anche a Domenico Presti, che insieme a Fabio Piscopo, a Giuseppe Cioppino Crapanzano hanno realizzato questo meraviglioso lavoro. Beh, ragazzi, io in realtà ho approfittato, Fabio. Sì. Fabio, sai che cosa? Ho approfittato del fatto che Giuseppe è anche uomo di teatro. Ho detto, aspetta, adesso lo metto alla prova, vado via per un po', vediamo un attimino. E quindi è andata proprio bene. Ma in questo caso è stato Fabio a continuare a braccio, a portare avanti la trasmissione. Non mi ha dato nemmeno il tempo di intervenire e poi sei ritornata tu, ecco. Non ci siamo messi... Se adesso... Senti, ma se dovessimo dirlo in siciliano, no? Quando accadono cose del genere, no? Quando dice poi il gruppo, quanto è importante il gruppo e la sinergia, questa è la testimonianza, ma con cute unci, no? Cioè, Cucuprati Chinzigni si dice da noi, Cucuprati Chinzigni, ecco, sia nel lato positivo che negativo. No, nel lato positivo si dice pure mettiti qui meglio to, la pizza c'è spesa, esatto, staremo qui Allora, sì. Ragazzi, io volevo davvero ringraziarvi, grazie per tutto quello che fate, grazie per questa cosa meravigliosa, per questo progetto meraviglioso che ci avete dedicato e che avete dedicato soprattutto a tutti i siciliani. Diciamo che spingiamo insieme questa 500 perché abbiamo bisogno tutti di rialzarci in maniera forte. Io volevo salutare naturalmente anche Nicola Argento che ha aperto questa puntata, volevo ringraziare a Domenico Presti, a Piscopo, a Pantano, volevo ringraziare a tutti gli amici del popolo del Compro Siciliano, e adesso sapete cosa accade, no? Scusami, l'ultima cosa, volevo ringraziare Salvatore Sciacca, che è un maestro di musica che ci ha messo a disposizione il suo studio di registrazione, nonché la sua arte nel suonare benissimo la chitarra, molto un grande, capace di me, e tutte quelle persone che hanno spinto fisicamente quella macchina e virtualmente questo video. Quindi lo possiamo anche dire tutti insieme. Vai Catiusca. No, lei... Innanzitutto a questo punto diciamo aiutami a muttare, e questo è il primo. E poi io compro siciliano, come di solito chiudete le vostre dirette. Benissimo, allora partiamo. Permettimi di gestirla io sta cosa di aiutami a muttare, e tu io compro siciliano, così mettiamo un po' di... Allora, tutti avviciniamoci alla camera. Aiutami a muttare. 3 punti esclamativi. Io compro siciliano forever. Ci piace. Grazie per essere stati con noi. Viva noi, viva la Sicilia. Grazie a voi. Ciao, a domani. Grazie ragazzi.